Rieccoci insieme, cari telespettatori, puntualissimi a parlare di diritti, di rivendicazioni, di un momento comunque particolare e difficile, e anche di prossime manifestazioni significative e importanti che sono state organizzate dal sindacato, non soltanto dalla CGIL, dallo SPI-CGIL insieme, qua anche a livello unitario. Ma noi, come sempre, venerdì dedichiamo il capitolo a parlare con chi rappresenta il sindacato della CGIL e dello SPI-CGIL. Allora, ben arrivato Massimo Cestaro, segretario SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Ben ritrovata Silvana Fanelli, segretaria CGIL del Veneto. Grazie a voi per l'invito. Freschi, diciamo così, perché avete preso un bel po' di acqua dal 1° maggio, quindi da una giornata significativa e importante dove si parla e si è parlato di lavoro, ma non solo di lavoro, e si sono preannunciati quelli che saranno i temi prossimi delle rivendicazioni. Ma prima di entrare nello specifico di tutto quello che voi reclamate giustamente, perché che riguarda tanto le persone che lavorano attualmente quanto quelli che vanno in pensione o andranno in pensione, io direi anche le famiglie in generale, vediamo di fare il punto su questo recentissimo, proprio 1° maggio, uscito nella forma astratta ancora, non ben definita, decreto lavoro. Allora, prima vediamo un po', insieme potete coniugarla questa cosa qua, di che cosa si tratta e come va ad agire sul cuneo fiscale, che cosa attendersi rispetto a quelle che erano i vostri desiderata oppure no. Insomma, vediamo un po' di fare chiarezza nel limite possibile, perché è ancora tutto in itinere. Esatto, intanto, come dire, l'urgenza di fare questo decreto e il testo non è ancora pronto, quindi, come dire, ci basiamo un po' sulle indiscrezioni. Le indiscrezioni sono preoccupanti dal nostro punto di vista e non fanno che confermare i motivi delle mobilitazioni che unitariamente con CISL e UIL abbiamo messo in campo per questo mese di maggio. C'è una notizia che ha degli aspetti positivi, perché mettere in busta paga dei lavoratori e delle lavoratrici tra i 70 e i 90 euro, in parte già definiti, come dire, i provvedimenti presi dal governo Draghi, è un elemento positivo. L'elemento negativo è che si tratta di provvedimenti temporanei, perché durano fino a dicembre, e che poi il decreto si ferma qui per gli aspetti un po' positivi, perché non interviene strutturalmente, perché non sollecita il rinnovo dei contratti nazionali, a partire proprio da quelli pubblici, che sono il vero strumento per aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici, che, ricordiamo, con l'inflazione hanno avuto una perdita di potere d'acquisto che è vicina alle 2 mensilità annue, quindi anche questo cuneo fiscale recupera solo parzialmente ciò che l'inflazione ha mangiato. Ma poi c'è il tema dell'aumento della precarietà del lavoro, che è uno dei mali e dei motivi di povertà anche di chi lavora. Si torna a liberalizzare il contratto a tempo determinato, togliendo le causali per cui il contratto a tempo determinato può essere rinnovato, e si ripristinano i voucher. I voucher non sono contratti di lavoro, è un riconoscimento economico orario che non ha versamenti di contributi, non ha tutele delle ferie, della malattia, e non rappresenta appunto un contratto di lavoro. Però qua chiedo c'è stato il suo supporto. Quando sono stati aboliti questi benedetti voucher, chiedo il suo perché qua riguarda proprio i pensionati, ci sono stati anche diversi pensionati di alcune categorie che lamentavano il fatto che non potevano più, tra virgolette, arrotondare facendo quei lavori stagionali in vari ambiti, quelli stagionali oppure di supporto, quando poteva essere utile e veniva richiesto, con tranquillità e serenità, perché a quel punto non venivano più chiamati, c'era una maggiore richiesta di professionalizzazione, dovendo fare un certo tipo di contrattualistica. Quindi si tagliava fuori tutta quella fetta dei classici studenti che possono farlo a spot, tipo, non so, nelle trattorie, negli agriturismi, in agricoltura, dei pensionati stessi che anche loro potevano farlo, e quindi erano stati proprio la categoria dei pensionati che aveva reclamato di riregolarizzare questa forma di collaborazione.
proprio veramente, oppure gli stessi pensionati che non potendo permettersi, faccio l'esempio, una donna, un'assistente domestica per un mese, ma possono farlo una volta al mese, perché dicono una volta al mese chiamo una persona che mi aiuti in casa, faccio l'esempio, ma tanti me l'avevano detto, prima gli davo quei 2-3 voucher, ero a posto, tranquillo, tutto in regola e via. Adesso non me lo posso più permettere, se no con modalità che non vanno bene. Che cosa ci dice? No, ma diciamo questo è vero, insomma, ecco, però va detto che noi in origine insomma, non siamo stati contrari diciamo, alla forma, siamo stati contrari alla generalizzazione dei voucher, nel senso che io adesso non mi ricordo che è passato un po' di tempo, ma non so quanti milioni di voucher erano utilizzati tutti i giorni. Quindi l'abuso del C'era un abuso mostruoso del voucher, tant'è che noi avevamo anche avanzato qualche proposta per cui per alcune attività lavorative, per esempio appunto badanti, coffee eccetera, poteva essere uno strumento. Il problema era che ormai si pagava tutto con i voucher, ripeto. Passato un po' di tempo, non ho più memoria, ma avevamo dei dati, c'è veramente milioni di voucher utilizzati tutti quanti i giorni. Tant'è che avevamo avanzato anche un'ipotesi referendaria in questo senso e poi il governo decise, diciamo, una forte restrizione. Ma ripeto, insomma, il tema è questo, cioè si pagavano i lavoratori dipendenti normali con i voucher, e questo quindi andava regolamentato ma tenuto per dare una mano dove poteva essere attività utile. Per cui diciamo questo sistema che ha una sua flessibilità di gestione, per cui insomma può essere tranquillamente utilizzato, ripeto, pensiamo al pensionato che ha la badante in casa e quindi può essere retribuita con i voucher. Il problema era un abuso mostruoso che era stato fatto dei voucher, insomma. Ecco. E che temiamo possa riprendere, e il Veneto era sempre in cima alle classifiche per l'utilizzo dei voucher nel settore turistico alberghiero, cioè interi comparti avevano sostituito i contratti stagionali nati appositamente per rispondere ai picchi di lavoro, ai picchi appunto legati alla stagionalità, pensiamo a tutta la riviera balneare o anche alle fasi di raccolta in ambito dell'agricoltura. Erano totalmente questi contratti stagionali stati sostituiti dal voucher, ma dare un voucher a un lavoratore, a parte che all'epoca voleva dire pagarlo 7,5 € all'ora con 2 € di versamento in contributi, ma voleva dire non riconoscergli la malattia, non riconoscergli ferie, non riconoscergli permessi, non riconoscergli che se in caso di un avvenimento avverso, penso al tema dell'agricoltura, non aveva diritto alla cassa integrazione, non avevano diritto a nulla, cioè era un pagamento quasi a cottimo. Quindi non è lo strumento in sé, è che se poi torna a essere uno strumento per precarizzare le persone, per pagarle meno di quanto gli compete, visto quello che era successo, siamo preoccupati quando viene reintrodotto uno strumento come questo. Gli strumenti di flessibilità ci sono tutti, i contratti, ci sono i contratti a chiamata, ci sono i contratti a tempo determinato, ci sono i contratti stagionali, e per il mondo che rappresentava lei c'è il libretto famiglia, che è uno strumento simile ai voucher proprio per venire incontro a queste esigenze. Bisogna fare forse un lavoro di cultura per spiegare che gli strumenti di flessibilità ci sono già tutti, non occorre inserirne di altri e precarizzare ulteriormente e rendere sempre più poveri i lavoratori e le lavoratrici. Allora, tornando appunto a questo discorso qui, quindi sostanzialmente il limite, qui chiedo anche a lei, che è stato stabilito anche di reddito per dare questa agevolazione, il famoso taglio del cuneo fiscale, vi vede soddisfatti oppure avrebbe dovuto essere un po' più ampio, la forbice più ampia? C'è stato, ma insomma è anche una cosa che si può discutere oppure parlare, perché insomma dopo... Sì, qua bisogna, allora... I dati che abbiamo, perché come sappiamo nel decreto ancora non abbiamo visto, insomma, abbiamo
alcune indiscrezioni di stampa, insomma. E poi ci saranno correttivi, mi pare di aver capito, adesso non so. Sì, nel senso, aspettiamo ancora di avere un testo su cui ragionare, però sembra che ci sia appunto un taglio, che adesso proviamo a precisarlo anche, sui contributi del 6% per i redditi fino a 35.000 euro, del 7% fino ai 25.000 euro, parrebbero fosse queste le soglie. Però mi consenta un paio di osservazioni su questa cosa, perché immagino che tutti gli ascoltatori pensino a un taglio delle tasse sui redditi da lavoro dipendente, perché queste sono le cose che il governo ha detto. Ho visto anche le dichiarazioni della Presidente Meloni, nella quale dice: abbiamo tagliato le tasse sul lavoro. Allora, è bene dire che la retribuzione di un lavoratore è fatta di un salario netto e un salario lordo. Il salario netto è quello che uno si porta a casa, cioè i soldi che può spendere. Il salario lordo è costituito da tasse e contributi, che sono due cose completamente diverse. Nel senso, la tassazione, che è la curva dell'IRPEF, diciamo, si ispira a un criterio di solidarietà, cioè con le tasse, che ne so, si paga l'ospedale, ma può anche essere che in tutta la mia vita io in ospedale non ci vada mai, insomma, no? Però pago un servizio per la collettività, le tasse servono a questo, quindi la sanità, l'esercito, insomma, boh. I contributi sono contributi previdenziali che sono strutturati per definire, contributi previdenziali per definire la mia pensione, cioè la mia prestazione pensionistica. Allora, anche noi abbiamo sostenuto la necessità che per intervenire sui lavoratori e quindi ridurre il carico, ridurre il salario lordo, fosse utile ridurre la parte dei contributi, ma naturalmente con una copertura, si dice fiscalizzazione dei contributi, per cui all'INPS arrivano comunque sempre gli stessi soldi, perché se ci fosse una riduzione secca dei contributi ci sarebbe una riduzione secca della mia posizione previdenziale. Allora, attualmente il lavoratore paga dei contributi attorno al 9%, 9-20%, insomma sostanzialmente del 33% di contributi previdenziali e assistenziali, un terzo è a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro. La riduzione avverrebbe sul 9% in capo al lavoratore, portandolo appunto a una riduzione del 6% fino a 25.000 euro, del 7% fino a del 7% fino a 25.000 euro e del 6% fino a 35. Si capisce benissimo che è una riduzione importante, che porta a un beneficio immediato in busta paga, ma naturalmente se non dovesse essere coperto attraverso la fiscalità vi sarebbe un danno significativo e pesantissimo per i trattamenti pensionistici. La ragione per la quale noi diciamo che non è strutturale è esattamente questo, perché non vorremmo, ora adesso diciamo questo impianto varrebbe per i 6 mesi del 2023. Sì. C'è l'ipotesi che che questo impianto venga riconfermato anche per il 2024, però naturalmente è una cosa che non sappiamo, proprio perché non c'è l'elemento della strutturalità. Quando noi denunciamo un fatto che una misura non sia strutturale è perché può essere suscettibile di variazioni future. Tanto tutto può essere... E questa cosa è complicata, questa cosa è davvero complicata, perché se un domani non ci fosse la copertura fiscale per ottemperare a questa differenza, rischieremo di trovarci nella condizione che o i contributi restano bassi, quindi rimane il taglio,
e quindi con un effetto pesantissimo sul trattamento pensionistico, oppure che lavoratori, soprattutto i giovani, penso che naturalmente a 20 anni non è che uno pensa alla pensione quando ne avrà 67, e che si possano accontentare di una imposizione contributiva più bassa dell'attuale. Faccio solo una puntualizzazione: si chiamano contributi previdenziali e l'INPS si chiama Istituto di Previdenza proprio perché è uno Stato che fa un'azione, diciamo, di previdenza per lavoratori che all'inizio della loro attività lavorativa ovviamente non pensano alla pensione. Uno che comincia a lavorare oggi, ma anche in maniera stabile, eccetera, pensa a 20 anni, io dico fortunatamente, ad altre cose, insomma, no? Se ha uno stipendio pensa di comprarsi un vestito, pensa di fare un viaggio, pensa a queste cose qua, non pensa alla sua pensione. Lo Stato fa un'azione previdenziale, cioè ci pensa lo Stato a fare la previdenza che un giovane oggettivamente non è in grado di fare. Si chiamano contributi previdenziali esattamente per questo, perché sono costruiti in tutta la vita lavorativa per garantire nella parte finale della vita della persona di avere un trattamento dignitoso. Se questa cosa viene meno, si capisce che diventa davvero problematico, e tornare indietro è davvero complicato. Assolutamente. Voglio interrompere un attimo perché abbiamo una pubblicità che incombe, però questo discorso deve essere appunto compreso bene, e anche col contributo appunto della segretaria. Pubblicità, pochi secondi, tra poco.